Orrore ad Orsoduro, ritrovato un corpo mummificato, potrebbe essere quello dell'ex proprietario dell'appartamento morto in solitudine 7 anni fa e che oggi avrebbe 75 anni. Neve fuori stagione, incidenti e traffico in tilt sulle strade, disagi su A4 e Triestina, Venezia e Chioggia ha sfiorato il record di acqua alta per il mese di marzo. Ex ospedale Umberto I, con un ritardo di oltre un anno, arriva la risposta del comune per porre freno al degrado del famigerato buco nel cuore del centro di Mestre. A meno di un miracolo sono destinati a chiudere i battenti gli storici grandi magazzini di Coina Venezia. I dipendenti stamattina hanno occupato il negozio per protesta. Vittoria della CGIL contro il Comune di Venezia che faceva prendere ferie ai dipendenti per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Le dichiarazioni di Felice Maniero e l'ombra delle mafie del Veneto. Stasera torna a ring tra gli ospiti l'ex procuratore Foiadelli e la zia di Cristina Pavesi, vittima dell'ex boss. Sport, basket, grande prova dell'Umana Reyer sul parquet casalingo. Ieri al Taliercio la vittoria contro Cantù de Raffaele. La squadra ha dimostrato unità e sintonia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Orrore a Venezia, l'avete sentito dai titoli, morto in casa da 7 anni senza che nessuno se ne accorgesse fino a ieri quando un vicino ha fatto la macabra scoperta. È accaduto a Venezia, il corpo mummificato sarebbe quello di un insegnante di fisica in pensione. Sentiamo. Apparterrebbe a Lelio Baschetti, insegnante in pensione, docente del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Fino alla fine degli anni 90 il corpo mummificato rinvenuto ieri pomeriggio all'interno di un'abitazione di Dorsoduro a Venezia. Oggi avrebbe 75 anni, ma il decesso, forse nel sonno, potrebbe risalire, stando a scontrini e bollette, addirittura al 2011, quando di anni ne aveva 68. Casa in abbandono, quella di Santa Marta, in cui sembrava non esserci più nessuno. Intestata a Baschetti, che dal 2013 era stato classificato come irreperibile dal Comune di Venezia perché di lui apparentemente non si avevano più tracce. È stato un vicino a fare la macabra scoperta e ad avvisare i carabinieri del nucleo natanti. Abituato a vedere questa abitazione sempre chiusa da molti anni, si è insospettito perché nella giornata di ieri si è accorto che la porta d'ingresso era semi aperta, quindi pensando che magari si fosse introdotto all'interno qualcuno, insomma, che volesse magari anche occuparla abusivamente, ha pensato appunto di verificare. E a scoprire su un letto al pian terreno il corpo. Tutto intorno degrado e sporcizia dovuti anche al trascorrere del tempo. Si tratta di una persona comunque che viveva da sola, ci riferiscono abbastanza riservata, e quindi è verosimile, insomma, che anche i vicini magari abbiano, insomma, anche creduto che il soggetto si fosse magari trasferito altrove, non vedendolo da parecchio tempo. Nessun segno di violenza sulla salma, che è stata trasportata per ulteriori esami all'obitorio dell'ospedale civile di Venezia. Si cercano dei parenti per l'identificazione definitiva. Non sarà semplice vista l'evidente solitudine in cui viveva il pensionato. Essendo anche celibe, verosimilmente non aveva, insomma, parenti prossimi che ovviamente si sono poi accorti della sua scomparsa. Ed ora il maltempo, neve fuori stagione, forti raffiche di vento hanno creato numerosi problemi in mattinata agli automobilisti. I problemi più gravi su A4 e Triestina. A Venezia e Chioggia ha sfiorato il record dell'acqua alta per il mese di marzo. A 48 ore dall'inizio ufficiale della primavera, Venezia e Mestre si svegliano in un panorama natalizio. Un manto bianco ricopre tetti e marciapiedi. Grossi e soffici fiocchi di neve continueranno a cadere fino alle 10 del mattino. In città i disagi sono limitati a qualche coda e qualche mezz'ora di ritardo dei mezzi pubblici, dovuta soprattutto alla scarsa visibilità. Più grave la situazione in Veneto orientale, dove il maltempo colpisce con maggiore durezza. Sulla 4 tra Portogruaro e San Stino il tamponamento tra un'auto e una bisarca in direzione Trieste produce lunghe code che non saranno smaltite fino al primo pomeriggio. Ancora più pesante la situazione lungo il tratto parallelo della Triestina, funestato da ben 3 incidenti nel giro di una ventina di chilometri. A Mazzolada il contatto tra 2 auto ne spedisce una nel fossato e un'altra di traverso lungo la strada. A Lisone un altro tamponamento blocca una delle corsie di marcia, ulteriori rallentamenti a Loncon per la fuoriuscita autonoma di un veicolo.
La situazione migliora in tarda mattinata quando l'alzarsi della temperatura fa mutare la neve in pioggia senza dare il tempo ai depositi di ghiacciarsi. E oltre ai disagi il maltempo porta anche bellezza, come documenta questo struggente panorama della spiaggia di Jesolo immortalato da Claudio Vianello per la pagina jesololido.net. L'anomalia meteorologica ha inoltre insidiato il record di acqua alta a Venezia per il mese di marzo. Il picco di domenica sera ha toccato i 124 cm a Punta della Salute, collocandosi al secondo posto e sfiorando il massimo storico di 125. A Chioggia la Bora ha portato invece a un innalzamento della marea fino a 141, superiore all'altezza del Minimose che preserva il centro storico dagli allagamenti. E pesanti le ripercussioni di questa ondata di maltempo sull'agricoltura del veneziano. Sentiamo. Le piogge e la gelata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le bietole, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. Addio alle bietole per il 2018. Le gelate fuori stagione hanno compromesso irrimediabilmente questa coltura e ora mettono in serio pericolo anche ciliegi, susini, peschi e albicocchi. Dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. I frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero sono inoltre a rischio le primizie di stagione come gli asparagi, che per l'abbondante acqua non potranno essere coperti. Anche le prime patate, seminate dopo la precedente ondata di gelo siberiano, ora rischiano di marcire. Posticipate, si spera non di troppo, le semine di mais e delle altre produzioni estive come legumi, pomodori, melanzane e peperoni. L'anno scorso è stata sicuramente un'annata molto particolare in un verso. Questa già si presenta molto particolare nel verso opposto, si spera che prima o dopo il tempo metta un po' di criterio e ci lasci lavorare e ci dia una buona stagione. Fino adesso per un motivo o per un altro alcuni prodotti hanno avuto grossi problemi. Ancora cronaca, una donna romena di 38 anni è stata arrestata a Eraclea dai carabinieri di San Donà di Piave per stalking nei confronti del suo ex compagno. L'uomo aveva sporto numerose denunce contro la donna che non si era mai rassegnata alla fine della loro storia. L'indagata aveva infatti minacciato l'uomo e la suocera, che è stata anche la costretta a fare denuncia. I militari hanno tra l'altro anche accertato che la 38enne aveva spesso telefonato all'ex durante la notte, che era stata protagonista di litigi in strada molto spesso causati da una smodata assunzione di sostanze alcoliche e di aver aggredito la suocera. In quest'ultimo caso l'intervento dei carabinieri era stato provvidenziale. I militari hanno soccorso la vittima e portato in caserma l'indagata in evidente stato di alterazione, arrestandola dopo aver fatto intervenire i sanitari per calmare appunto il suo stato di forte agitazione. Andiamo ora a Mestre, videosorveglianza in arrivo intorno al cosiddetto buco dell'ex Umberto I di Mestre. Questa mattina a Cafarsetti l'incontro tra l'assessore Giorgio Deste e gli autori della petizione contro il degrado della zona. A circa un anno dalla presentazione della petizione firmata da centinaia di residenti nella zona intorno all'ex ospedale Umberto I, arriva la risposta dell'amministrazione comunale alle richieste dei cittadini per porre un freno al degrado del famigerato buco nel cuore del centro di Mestre. L'assessore alla sicurezza Giorgio Deste ha promesso l'installazione quanto prima di una telecamera di videosorveglianza. Ci auguriamo quanto prima di utilizzare questo strumento, peraltro utile, speriamo di no, ma utile a quelle che sono le forze di polizia qualora si consumi qualche reato. Moderatamente soddisfatti i cittadini che accolgono con favore anche l'intenzione di attivare nella zona il protocollo del comune sul controllo di vicinato, con la posa dei cartelli già comparsi in altre zone della terraferma. Dalla polizia municipale ci viene detto che quella non è area di spaccio, riporta Giorgio Gasco, ma le cose non stanno esattamente così. Non è così assoluta il dire che non si fa spaccio, tant'è vero che basta affacciarsi dai balconi che danno sull'aria, si vede un passaggio di bustine che insomma fa capire che è così, cioè è un'area di spaccio. Non sarà il centro dello spazio, però secondo noi è l'area dove si pensa allo spaccio, dopodiché lo spaccio può anche venire altrove. Occorre invece fare di più per sottrarre quella zona al degrado, secondo il neodeputato PD Nicola Pellicani, autore dell'interrogazione alla Commissione Sicurezza di Cafarsetti.
Il percorso pedonale di via Antonio da Mestre, sostiene, va inserito in un programma di iniziative insieme alle limitrofe via 20 settembre e via Poerio, dove la riqualificazione urbanistica ha creato spazi che aspettano solo di essere riempiti. Grazie a un finanziamento pubblico dello Stato abbiamo investito 5 milioni di euro per riaprire l'acqua e per la pedonalizzazione. Bene, adesso facciamo delle iniziative, portiamo dei mercatini di qualità, riportiamo un po' di vita in quell'asse e in via Antonio da Mestre. Sarebbe già un primo passo per rendere più sicura tutta la zona. A meno che non si verifichi un miracolo, sembrano destinati a chiudere i battenti, gli storici magazzini Coin di Venezia, e i dipendenti questa mattina hanno occupato il negozio per protesta. Simbolica occupazione dello store veneziano di Coin da parte dei lavoratori, preoccupati per il loro futuro dopo la notifica di sfratto esecutivo ricevuta dall'azienda, che entro il 12 aprile dovrà abbandonare lo storico punto vendita, lasciando a casa una trentina di persone per cui è già stata avviata la procedura di licenziamento. Le nostre preoccupazioni sono quelle di perdere il nostro posto di lavoro, anche perché è da una vita che lavoriamo qua e ci troviamo in mezzo a una strada praticamente. E questo è il pensiero più grande che abbiamo, anche perché abbiamo tutti delle famiglie alle spalle da supportare. Tutti abbiamo figli, tutti abbiamo mutui, tutti abbiamo affitti, quindi è una grande preoccupazione per noi. E soprattutto anche lasciare comunque la città di Venezia, perché ormai la Coin è un'istituzione qui. Noi ci teniamo alla nostra città e anche ai cittadini e ai nostri clienti. Contro lo sgombero la società ha presentato un reclamo che martedì mattina sarà discusso in tribunale. I manager della società che gestisce il negozio, separatasi negli anni scorsi dalla proprietà dell'immobile che resta della famiglia Coin, avevano offerto un aumento dell'affitto di circa il 350%. Niente da fare. Oltre ai 30 dipendenti, ricorda Fabio Marchiori della Wiltux, ci sono più di 60 persone che lavorano nei servizi collegati e a loro volta perderanno il posto. E poi c'è un'intera città che ha visto progressivamente ridursi attività e servizi che la rendono vivibile al di fuori dell'economia turistica. C'è qua da 70 anni e questo è molto triste, che Venezia perda un altro riferimento per la città. E poi ci sono tantissimi lavoratori, tantissime famiglie veneziani che non avranno probabilmente più un posto dove andare se non troviamo una soluzione. Venerdì i sindacati incontreranno l'azienda insieme a Comune e Regione nella speranza di trovare una soluzione dell'ultimo minuto per impedire la chiusura del negozio. Ed ancora cronaca sindacale, vittoria della CGIL contro il Comune di Venezia, che faceva prendere ferie ai dipendenti per visite specialistiche ed esami diagnostici. Per svolgere esami diagnostici o fare visite specialistiche, i dipendenti comunali di Venezia dovevano prendere un giorno di ferie. Una cosa inaudita per la CGIL, che ha dato battaglia all'amministrazione vincendola. Ci siamo dovuti rivolgere al giudice del lavoro per far valere il diritto dal nostro punto di vista alla salute, perché il Comune non concedeva permessi per visite mediche nel momento in cui fossero terapie, visite specialistiche o esami diagnostici. Questo per noi era profondamente sbagliato, perché la prevenzione è la prima cosa per salvaguardare la salute, e chiedere ed obbligare i dipendenti a prendersi ferie o permessi propri era profondamente ingiusto. Tutto è partito da un caso pilota. Una lavoratrice che si è messa a disposizione e che ha scelto di fare ricorso per far valere i propri diritti. Noi siamo convinti che purtroppo questo sia l'ennesimo abbaglio che il Comune prende in una logica contro i dipendenti e contro i lavoratori. Il sindaco farebbe bene a imitare meno il suo amico Brunetta e a difendere invece i lavoratori e il diritto alla salute. E dopo questa prima vittoria contro l'amministrazione, il sindacato sta continuando la trattativa per il contratto decentrato. Serve un normativo forte che dia diritti ai lavoratori e rilanci i servizi cittadini. Le due cose devono stare insieme per una città che è al passo con i tempi, ma che guarda al suo comune e ai servizi che offre come un punto di valore e non come lavoratori che vanno puniti e contrastati. A Santa Maria di Sala, ora dove il parroco Don Cecchetto è tornato a lanciare un messaggio alla politica con toni più pacati rispetto a quelli del 2013 che l'avevano portato alla ribalta della cronaca. Ma sentiamo. Siccome qualche volta si dice che questi politici devono o stare poco e uscire di scena, io credo che la vera politica sia cercare la verità
cercare il bene comune, e quindi una persona per tutta la vita deve fare questo, quindi non è a tempo che uno deve fare questa azione per il bene del popolo. Quindi il politico vero può durare tutta la vita, poi il servizio concreto, questo sarà il suo partito a decidere quanto deve durare. All'indomani del sermone durante la messa nella chiesa di Veternigo a Santa Maria di Sala, Don Cecchetto spiega qual è il messaggio che ha voluto lanciare alla politica, e lo fa con toni diversi rispetto al 2013, quando un suo intervento critico su Berlusconi aveva conquistato i titoli delle cronache locali e nazionali. Il parroco però ribadisce: contro di lui non ho nulla. Io voglio bene a tutti i politici, a suo tempo avevo spiegato attraverso i canali che non avevo mai criticato Berlusconi e non voglio criticare nessuno. Chiunque si impegna in politica ha la mia completa stima. Don Paolo affronta un'altra questione. Dopo che in settimana alcuni cittadini si stavano mobilitando contro l'ipotizzato arrivo di nuovi migranti in paese, evidenzia come il problema principale sia la gestione del fenomeno. Noi siamo per una sana integrazione tra tutte le persone, quindi nel nostro asilo abbiamo dei bambini di colore, abbiamo dei bambini di altri paesi, quindi vogliamo bene a tutti, non vogliamo passare come il paese che discrimina qualcuno. Non è una questione di quante persone devono arrivare, l'importante è fare un lavoro di squadra fatto bene, che tutte le agenzie parrocchia, comune, società civile, possano dialogare insieme, perché queste persone non si trovino messe lì non si sa da chi e come. Quindi il problema non è le persone, è come gestire bene ogni situazione. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco. TG di Venezia, rieccoci in diretta. Nemmeno la neve di oggi ha fermato il cammino di Jesus, giovane brasiliana che da dicembre sta girando a piedi il Veneto. Vediamo. Ascoltami signora, dimmi una cosa. E cosa mi racconti di questo comune? Perché io sono una ragazza che fa tutto il Veneto a piedi. Scarponcini da trekking, bastone e zaino in spalla. Nemmeno la neve può fermare il suo cammino. Lei è Jesus Gomes, di origine brasiliana, imprenditrice di Manerba sul Garda. Lo scorso 29 dicembre ha deciso di percorrere a piedi tutto il Veneto. Perché ha voluto iniziare questo viaggio? Perché io sono innamorata del Veneto e dei Veneti, poi sono un'appassionata di cammini. Ho voluto mettere insieme la mia passione insieme a qualcosa che poi poteva essere utile anche a livello regionale per questa regione che tanto mi ha dato. Dalla sua idea è nato il progetto Su due piedi Te spiego mi e il Veneto. Dal Polesine alla Lessinia, da Verona a Venezia. Jesus ha dormito a San Stino di Livenza, nei prossimi giorni sarà in provincia di Treviso. Fino adesso sono superati i 300 comuni e devo raggiungere i 574 comuni del Veneto. La sua disinvolta simpatia la aiuta a conoscere gente di ogni età. Con grande piacere vi offro uno spritz della casa. Madonna, andiamo a bere lo spritz, Nico! Nico è scroccato anche lo spritz, vieni! Jesus, con il cellulare scatta foto di ogni luogo che visita, ha scelto di attraversare il territorio comunicandolo online, consentendo ai suoi seguaci di seguirla in diretta dai propri dispositivi connessi in rete. E io racconto nei social post proprio per questo, mi capita spesso le persone che mi mandano le loro foto dicendo guarda che sono appena stato dove è stato te, per me questo è già valsa la pena. Qualcuno dei suoi 5.000 followers ha scelto anche di accompagnarla per un tratto a piedi lungo il suo percorso di scoperta. Un'esperienza che le sta consentendo di incontrare sindaci e cittadini entusiasti della sua presenza che si sono presentati in veste di guide appassionate del territorio. Incontri carichi di emozioni che le stanno regalando molto anche sul piano umano. E mi sono accorta pure io in prima persona che il Veneto ha tanto da dire, ma tanto da dire in tutti i sensi, come persone, storie, luoghi, arte, cultura. E siamo alla pagina dello sport con il basket, altro grande risultato per l'Umana Reyer sul parquet casalingo, ieri al Taliercio la vittoria contro Cantù. Grande prova di solidità dell'Umana Reyer che domenica ha dominato il parquet del Palasport Taliercio battendo Cantù 107-83 e conservando così la vetta della classifica. De Raffaele ha iniziato con il quintetto Ains, rientrato all'ultimo dagli Stati Uniti Jenkins, Bramos, Day e Watt.
Come previsto non è stata una partita facile. Cantù sta giocando bene, la voglia di vincere in questo momento è tanta. A maggior ragione per il coach Orogranata la vittoria di domenica dimostra soprattutto la coesione della squadra. Ho visto un'attitudine, una coesione di gruppo, una voglia di sacrificarsi, di difendere, di aiutarsi, veramente bella, mi ha fatto essere contento proprio. È un segnale che l'idea di gruppo è un'idea molto solida. Credo che abbiamo fatto diventare facile una partita che sulla carta non lo era assolutamente, e lo abbiamo fatto con una difesa per 20 minuti veramente ai limiti della perfezione. Forse una delle migliori partite che abbiamo fatto, se la estendiamo per tutti e 40 minuti per l'intensità che abbiamo avuto, per poi essere straripanti in attacco, ma l'attitudine difensiva da parte di tutti è stata veramente qualcosa che mi ha colpito e che deve rimanere il nostro patrimonio. Ed è tutto per questa edizione. Subito dopo i TG, vi ricordo, torna 20:10, si parlerà di politica con Mario Conte, candidato sindaco della Lega a Treviso, e poi alle 21:15, come ogni lunedì, torna Ring. Questa sera al centro della discussione la vecchia e la nuova mala del Brenta, Faccia d'Angelo e la nuova mala, il titolo della puntata. In studio l'ex procuratore Antonio Foiadelli, Paolo Cagnan, codirettore dei quotidiani del gruppo Gedi, e Michela Pavesi, zia di Cristina, vittima della banda Maniero. Ed è davvero tutto per questa edizione veneziana dei nostri TG. Vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Dopo la neve torna il bel tempo asciutto e stabile sul Triveneto, tuttavia con la presenza di venti freddi sul nostro paese. Vediamo il dettaglio di martedì 20 marzo. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole, tempo asciutto ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà instabile con qualche pioggia e con locali nevicate, specie al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Temperature minime sui 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.